Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi e quanta gente ci sta. Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora arriva un'altra scena di sottomissione culturale agghiacciante, balcone, luogo che purtroppo si candida seriamente sempre di più nelle cronache al laboratorio di quello che ci aspetta, come se non fosse sufficiente, peraltro, la lezione di paesi europei anche confinanti con noi che sono più avanti, ovvero più indietro da un punto di vista della civiltà, perlomeno della nostra, sul sentiero dell'islamizzazione. Cos'è successo? È successa la seguente scena, ve la descrivo perché nella descrizione c'è già il commento che non può che essere appunto agghiacciato. 4.000 islamici si riuniscono in preghiera per la festa del sacrificio, una delle ricorrenze più importanti della liturgia islamica, al santuario della Marcelliana, perché non è stato individuato uno spazio adeguato per la preghiera collettiva e quindi sono stati gentilmente, molto gentilmente, forse col senno di poi troppo gentilmente, ospitati nei campi sportivi delle parrocchie di Staranzano e Monfalcone, appunto. Ebbene, durante questo rito, culminato nell'invocazione Allah Akbar, è stata coperta con un telo la statua di Gesù. Coperta con un telo la statua di Gesù. Cioè la cronaca è: questi fedeli musulmani non avevano un luogo dove pregare. La parrocchia di Monfalcone lo mette gentilmente a disposizione, essendo una parrocchia che afferisce alla Chiesa Cattolica. Guarda, c'è un'immagine raffigurante Gesù. Il ringraziamento di questi fedeli musulmani a cui è stato garantito dalla parrocchia cattolica il diritto alla preghiera è stato di coprire con un telo la statua di Gesù. L'immagine di per sé è un cortocircuito di tutta la narrazione buonista, multiculturalista, sulla convivenza. Costoro, cioè chi copre uno dei massimi simboli, piaccia o no, della civiltà altrui, vuol dire che pensa la propria civiltà in antitesi con quella altrui, la pensa come sostitutiva o comunque come irriducibilmente altra da quella altrui, no? È l'idea che riecheggia nel famoso motto della fratellanza musulmana: vi conquisteremo col ventre delle nostre donne, cioè a un certo punto saremo di più. Monfalcone si candida, ahimè, anche in questo a caso di scuola, e quindi il telo su Gesù sarà perenne? Perché questa sembra l'ottica racchiusa in questo gesto offensivo, per usare un eufemismo. È un gesto che ci dice anche che probabilmente spesso di fondo, rispetto ai valori e capisaldi di fondo, non rispetto alla convivenza tra persone, che ovviamente è sempre possibile perché entra la variabile personale, ma la convivenza tra civiltà è difficile, molto difficile, spesso impossibile, come ha teorizzato per esempio Samuel Huntington nello scontro di civiltà, perché le civiltà tendono a scontrarsi in quanto a volte universi valoriali chiusi o incommensurabili comunque tra loro. Poi ci dice anche altro questo orrendo gesto. Riecheggia il problema dei problemi quando si parla di dialogo interreligioso o, nella versione peggiorativa dal nostro punto di vista, di multiculturalismo. Qual è il grande assente, il convitato di pietra? È quella che Benedetto XVI chiamava autentica reciprocità. Cioè il dialogo per definizione richiede una reciprocità, se no rischia di essere un monologo masochista. Spesso noi mettiamo in scena un monologo masochista, perché poi quando parlano loro nei nostri luoghi che condividiamo oscurano Gesù. Questo è il come dire, paradosso in cui siamo intrappolati. Per cui bene ha fatto
l'ex sindaco Cisinta, attuale europarlamentare della Lega, a stigmatizzare fortemente la cosa. L'Italia sta arretrando continuamente ed è un grave errore. Bisognerebbe lavorare per riportare le persone nelle chiese anziché cedere all'Islam pezzi così importanti. Tra l'altro erano presenti soltanto uomini, c'è questo corollario che non turba evidentemente coloro che sono avvezzi a strillare sul patriarcato italiano, europeo, occidentale. Questa è una scena patriarcale per definizione, solo uomini insieme in preghiera, ma la cosa non turba nessuno, tantomeno le nostre pseudo femministe, che sono un po' come gli pseudo progressisti, quelli che spesso rischiano di aprire la strada ai peggiori oscurantisti. Grazie a tutti, a presto.